Siamo riusciti a bloccare Alessandro Dalbò. Ciao Alessandro, come stai? Ciao. Sono riuscito a beccarti in un attimo di pausa del convegno. Giornata molto intensa. Molto intenso, un convegno molto interessante. Abbiamo parlato di mobilità possibile per l'handicap e la Dalbò Mobility si occupa appunto nell'allestimento finale delle auto per persone non abili, insomma persone che non hanno la normalità. Auto speciali, diciamo, no? Esatto. Sì, come le persone che lo guidano, anche le auto sono speciali, a prescindere da quella che sia la disabilità della persona. Il nostro ruolo, nasce, come tu sai, tantissimi anni fa con l'officina del papà, quindi io le date non me le ricordo, però sono tanti anni, e di lì abbiamo creato questo nuovo ramo aziendale dove per passione, un po' per vocazione, andiamo ad allestire queste auto con questi comandi speciali che sono dedicati alla guida. Non patologie normali, ma patologie che richiedono sistemi ad alta tecnologia. Questi sistemi che noi importiamo dalla Germania, l'azienda produttrice, la casa madre si chiama Paravan, è leader nel mondo degli ausili a guida digitale e produce una innumerevole gamma di sistemi per la guida con patologie gravi come tetraplegie, come distrofie muscolari, da poco anche come focomelie e tutte le patologie che non permettevano la guida all'auto fino a qualche anno fa. Oggi con queste tecnologie e con i comandi vocali tutti hanno la loro mobilità. Ecco, io ho sentito esaltare la tua azienda, specialmente la tua figura. Sono i ragazzi che hanno già guidato questo tipo di auto, che guidano da parecchi anni, che hanno parlato in maniera esaltante di Alessandro Dalbò, e dell'azienda della Dalbò Mobility, che è formata dalla famiglia Dalbò, la sorella Elena, la sorella Loretta, guai se ci si dimentica di lei perché è bravissima, e il fratello Severino, il più grande. Sì. Ecco, voi vi occupate di questo da tanti anni e questa esaltazione in questo convegno, l'esaltazione data, il risultato dato prima la speranza, poi la realtà di guidare un'auto per chi non poteva guidarla. Prima la speranza, ma anche la nostra speranza a volte, perché non sempre sappiamo se le automobili che facciamo alla fine funzionano bene oppure ci fanno tornare 2 passi indietro, perché non è sempre da copione. Non è sempre da copione perché ogni auto è diversa, ogni auto anche per 2 centimetri di differenza di comando di guida si riesce o non si riesce a guidare. Quindi non è solo una preparazione tecnica quello che dobbiamo avere, ma è anche una sensibilità che a volte dobbiamo imporci per poter riuscire a portare a casa un impianto e per dare un'autonomia al 100% a chi ne ha bisogno. Abbiamo qui Damiano Zampieri. Ciao Damiano. Ciao. Come Ciao. stai? Benissimo, Bene? molto bene, grazie. E Francesca Liccardi. Ciao Francesca. Adesso vi spiego, oggi è stata una giornata direi molto formativa anche per chi vive una vita normale. Abbiamo vissuto alla nostra famiglia una giornata di proposta di guida per chi ha delle problematiche motorie. E ho portato qui Damiano perché dopo aver vissuto una giornata del genere e aver visto e sentito parecchie personalità che hanno parlato di dare la possibilità di tutelare anche coloro che non sono normodotati, ma sono comunque persone che hanno una grande simpatia, una grande voglia di vivere e una grande voglia di rendere normale la propria giornata. In realtà ho esposto una cosa molto semplice che è stata la necessità di rappresentare, per conto di tutte le persone che hanno delle problematiche motorie, okay, quello che è il diritto alla mobilità. Okay? Il diritto alla mobilità è un diritto che abbiamo tutti, che però in alcune situazioni, come quella di una disabilità motoria, può essere più difficile da mettere in pratica.
però oggi esistono gli strumenti per poterlo fare. Oggi in particolare io così ho accennato alla modalità in cui io guido il veicolo, ok? Io guido un piccolo furgoncino e lo guido con un joystick che è molto simile al joystick con cui si guida una carrozzina, con cui magari si gioca un videogioco, ok? E quindi è una piccola cloche che consente di guidare il veicolo in assoluta sicurezza, pur con quasi nessuna forza. Pochi grammi di forza sono sufficienti a condurre un veicolo. Quello che ho detto oggi poi forse più in particolare è che tutto parte comunque dalla passione, la passione che ognuno di voi mette nel proprio lavoro, nel proprio studio, nelle proprie attività, nei propri hobby, e che bisogna mettere in tutto quello che si fa. Questa è una cosa molto generica se vogliamo, ma che poi è la pratica attraverso la quale la mia famiglia mi ha insegnato a vivere. Io ho imparato un lavoro, ho studiato, e ho conosciuto Francesca, ora sono con Francesca e guido tutto attualmente. Quindi oggi il convegno comunque era in particolare su questo, però non dimentichiamo mai qual è l'obiettivo centrale per tutti noi, che è quello di essere felici e quindi mettere passione in quello che facciamo. Prima mi hai anche detto che avresti avuto la passione di fare il DJ e di farlo scherzando, ridendo, per vivere una vita normale come tutti gli altri. Sì, in realtà siccome mi piace molto il jazz, mi piace la musica soul, l'altra sera ho avuto la fortuna di vedere Norah Jones a Padova, è stato veramente deliziosa, insomma, ecco. E sì, no, volevo fare il DJ un po' perché mi dicono che ho una voce discreta, insomma, per la radio, e anche che sì, qualche parolina qua e là riesco a dirla, e magari sì, mi piaceva fare l'idea di fare il DJ di notte, sapete, quella tipo cos'è su Radio Monte Carlo, faccio pubblicità alla concorrenza, Radio Monte Carlo, cos'è? The Night Fly, eccolo. E quella tipologia lì, sì, molto soft, tranquilla, molto particolare, insomma, ecco. Tu hai vissuto, vivi da un po' di tempo, l'esperienza a fianco di una persona che è straordinaria per me. Vedo una persona normale come la vedi te e la vivi, penso, con soddisfazione pur nelle difficoltà quotidiane. Sì, premetto che io e lui ci conosciamo da tanti anni perché abbiamo frequentato il liceo assieme, quindi di fatto ci conosciamo da 30 anni. Abbiamo chiuso la maturità nel 92 e poi, tranne qualche rara apparizione, qualche rara telefonata, ci siamo persi di vista per 24 anni sostanzialmente. Poi a gennaio di quest'anno lui si è fatto vivo perché aveva saputo che non ero stata bene e voleva semplicemente salutarmi. Diciamo, da quel giorno lì non ci siamo praticamente più lasciati, e quindi da aprile siamo assieme e vorremmo costruirci una nostra famiglia, ecco. Quindi io ti dico una cosa: per lavoro io faccio l'agente di commercio, quindi sono sempre in giro sostanzialmente, e di persone ne conosco di tutti i tipi e di ogni estrazione sociale, se vuoi, dal falegname al manager, ma cioè, alla fine quello che conta secondo me è la persona, indipendentemente dal lavoro che fa, perché è come lo fa. E come diceva Damiano, e su questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda, è la passione. E io penso che la cosa più bella di lui sia questa passione che mi trasmette. E io cosa posso dirti? Non lo vorrei diverso. Cioè, mi sono innamorata di lui per com'è e a me va benissimo così. E quindi la passione che ha lui la trasmette anche a me e io la sento molto forte. Torniamo a Damiano, che ti ha permesso... Noi oggi abbiamo parlato della mobilità possibile anche per persone che hanno degli handicap. Allora, prendo a spunto qualcosa che è uscito questa mattina al convegno durante la presentazione. Chi ha un fisico normale, diciamo così, può andare ad acquistare i propri vestiti in un grande magazzino, no? Chi magari ha qualche particolarità, qualche unicità, ok? Di solito va dal sarto. Cioè, praticamente uno grosso come me deve andare dal sarto perché non trova la taglia giusta. Non osavo dirlo, ma l'hai detto tu, quindi adesso si può. E quindi andando da chi ti fa il vestito su misura, ok, puoi risultare grazioso e elegante anche se non sei, come dire, secondo gli standard. Io non sono secondo gli standard, la mia macchina non è secondo gli standard, e quindi per adattarla
ho avuto la fortuna insomma di conoscere Alessandro Dalbò, che è qui a San Fior, insomma, ecco, qui vicino, e lui ha reso il mio veicolo, e all'occorrenza lo ha riadatta nel tempo, lo adatta secondo le esigenze, che sono davvero molto particolari. Non conosco due persone disabili uguali, okay? Per cui davvero ci vuole un intervento singolo, personalizzato per ciascuno, e lui riesce a rendere il veicolo adatto in modo tale da consentire in sicurezza di godere della guida e di godere di questa autonomia. Però non ho mai sentito chiedere da parte vostra, da parte di chi è intervenuto e che ha nel sua la disabilità, soldi. Cioè voi pensate di arrangiarvi, di fare da voi, ma vi sentite tutelati da parte dello Stato dal vostro punto di vista? Allora, generalmente non sopporto chi si lamenta, chi passa tutto il tempo a dire ah, mi manca questo, mi manca quello, questo non funziona, mi annoia, ok? Quindi preferisco vedere quello che posso fare. Allora, oggi cosa c'è? Oggi c'è un'IVA agevolata che è al 4% anziché al 22%, e c'è la possibilità di detrarre il 19% della spesa, ok, quando ci sono questi ausili. Quindi questo è quello che oggi c'è, è molto, è importante. Poi ci sono delle provvidenze che sono, come dire, più incerte, perché sono legate al fatto che determinati fondi siano capienti, e sono delle, come dire, ulteriori agevolazioni. Detto questo, è indubbio. Io ho un fratello, Silvano, al quale riconosco insomma sicuramente la primogenitura in questo tipo di guida. È stato lui il pioniere, vorrei dire in Italia, di questa tipologia di guida con joystick. È fuori discussione che essere disabili è un lusso. Lo dice scherzando, ma è una realtà, insomma, ecco. Perché per fare le stesse cose di tutti bisogna investire un po' di più. Però, detto questo, io ho considerato la spesa che ho fatto un investimento per me, perché questa spesa mi ha consentito di continuare ad avere il mio lavoro, di continuare a fare le attività che desideravo fare, e paradossalmente, come dicevo stamattina, oggi io che ho 43 anni e sono meno forte di quando ne avevo 18, sono però più autonomo di quando ne avevo 18. Io a 18 anni dove andavo dovevo trovare qualcuno che tirasse fuori la mia carrozzina e mi mettesse dal sedile della macchina alla carrozzina. Oggi mi arrangio, perché con questa carrozzina elettrica entro sul veicolo, scendo dal veicolo e mi arrangio al 100%. Quindi sì, ho dovuto fare un investimento importante, ma l'ho fatto sapendo che investivo su me stesso, insomma. È come uno che fa un'università privata, diciamo così, una scuola privata, sì, spende, però spende per sé, investe su di sé con l'obiettivo di migliorare la sua vita nel futuro. Così è stato per me. Quindi io non chiedo, come dire, alla società di darmi più di quello che mi dà, ok? E non mi va proprio di lamentarmi, perché mi annoia a morte questo atteggiamento, ok? Capisco la, come dire, tristezza di avere una disabilità, però non posso chiedere agli altri di risolverla per me, ok? Devo io, con i miei amici e dentro me stesso, trovare le motivazioni per guardare quello che posso fare e non quello che non posso fare. Alla gente che ti vede guidare, che ti vede scendere dalla carrozzina, che ti vede girare, cosa chiedi? Gli chiedo di fare con passione il loro lavoro, come ho già detto prima. Girano le balle anche a me alcuni giorni, non vorrei che sembrare un santo martire o non so che, okay? Magari anche oggi, magari stasera mi darà fastidio uno che mi taglia la strada, che ne so, però queste cose fanno parte della normalità. Però convegni come quelli di oggi sono fatti per tirare fuori il meglio, ok? Che deve essere comunque il nostro obiettivo. Quindi alle persone che mi incontrano io dico solo una cosa: io per me so ogni giorno che il mio obiettivo è di essere felice quel giorno, ok? Forse ognuno dovrebbe pensare: il mio obiettivo è essere felice oggi, cioè stiamo qui a questo mondo per questo. Magari non ci arriveremo mai, ma è come la stella polare, ok? Non ci arriveremo mai, ma dobbiamo sempre guardare lì per avere l'indicazione della direzione. Interpreto io quello che tu chiedi alla gente: fatemi un sorriso. Ecco, facciamoci un sorriso. Una volta il buongiorno era una cosa onesta e sincera, oggi è quasi difficile dirselo, invece può essere un buon esercizio da fare per stare bene. Viene in mente l'altro giorno qualcuno che diceva: mi sono fermato alle strisce e ho fatto passare delle persone che mi hanno guardato con gratitudine e sono stato felice tutto il giorno. Ecco, queste piccole cose forse possono aiutarci da un lato a rispettare le regole e dall'altro a capire che se facciamo tutti così forse avremo meno motivi di lamentarci e staremo tutti meglio.
Dunque, cosa posso dirvi? Non posso che essere d'accordo con loro in merito al fatto di sorridere, di provare a stare bene, provarci realmente. E penso che la cosa più bella sia quella di sapersi anche accontentare delle piccole cose che tutti i giorni abbiamo e forse anche non darle tanto per scontate. Ci sono, le apprezziamo, però la consapevolezza che magari il giorno dopo non potremo averle o non averle così facilmente. Quindi magari imparare veramente a valorizzare quello che c'è intorno a noi, vicino a noi, ma anche dentro di noi, secondo me, che delle volte va un po' stimolato. Ok? Grazie a Francesca, grazie a Damiano, grazie a tutti voi e ricordatevi, guardate questa intervista che abbiamo fatto e l'abbiamo fatta con sentimento, col cuore, l'abbiamo fatta perché la gente comprenda che la disabilità non è poi che la normalità di qualcuno che vive in maniera diversa una vita e bisogna che anche noi impariamo a vedere quel tipo di vita in maniera diversa. Vediamo con un sorriso, come dicevano. Io ti ringrazio, sei stato straordinario. Grazie a te. Grazie Francesca. Grazie a te, ciao. Arrivederci a tutti, a presto.